Questa trasmissione è offerta da ABC Costruzioni. Eccoci qui al Telefriuli con il sindaco di Venzone, Amedeo Pascolo. Benvenuto sindaco. Buongiorno, ben trovati a voi. Benissimo. Allora, intanto la situazione sul territorio di Venzone, che poi Venzone è nel cuore di tutti i friulani, non solo per il dopo terremoto, ma proprio perché è una perla di ricostruzione, ma in sé è una cittadina veramente bella ed eccezionale. Allora, com'è la situazione sul territorio che riguarda un po' anche la pandemia che tutto il mondo ha scorazzato, no? Prego. Bene, diciamo che Venzone, come tantissimi comuni del Friuli Venezia Giulia, è stato uno di quei comuni che durante il 2020 i contagi erano proprio limitatissimi, quasi in periodi di contagi zero. Ha avuto una escalation da questo punto di vista, soprattutto il mese di gennaio del 21, gennaio-febbraio 21, per cui abbiamo toccato punte di 40 persone contagiate. E adesso siamo in una situazione di numeri molto bassi di contagi e quindi c'è stato questo periodo da febbraio a diciamo 20 giorni fa che è stato un periodo complesso come numeri di contagiati e isolati in quarantena per cautela. E quindi questa cosa la comunità la vive sempre con grande apprensione e tutti Però da noi sta risolvendo, no? sì, sta andando veramente in uscita e Venzone, quando va in uscita da questo punto di vista, apre un po' le porte anche ai turisti e quindi c'è la necessità di avere sale in zucca, diremmo a Venzone, no? Nel senso di comunque mantenere una serie di attenzioni che sono importanti. Però una cosa che tutti dicono, anche quello un po' più giovani, dicono che insomma, mentre durante il terremoto e il momento del terremoto e il successivo al terremoto aveva unito, diciamo così, aveva alzato il livello di scommessa nel futuro, ecco, questa pandemia ha reso tutti molto scommettono meno nel futuro. Io sono convinto però... La situazione economica è cambiata e crea... Chiaro. Io sono convinto che questa lunghezza di questa pandemia ha aiutato questa cosa qui. Quando l'economia riparte, come la natura ci ha predisposto, ti dimentichi un po' queste cose. E speriamo che questo vada velocemente, che la gente si faccia il vaccino, coloro i quali ritengono di farlo, operazione che sta proseguendo velocemente, e che si possa tornare in tempi brevi a una normalità, e per adesso una normalità ragionata, pensata e intelligente. Ecco sindaco, sicuramente avete fatto dei ristori, siete venuti incontro con i tributi, quello che avete potuto, ovviamente per quelle attività che hanno sofferto in più, no? Anche perché la ristorazione, comunque sia i piccoli negozi, soprattutto in un centro come Venzone, sono un po' una piccola economia che aiuta un po' anche psicologicamente la gente a vivere, no? Sì, in realtà la possibilità di agire per i comuni non è altissima, a meno che non si mettano delle risorse proprie con anche la complessità negli aiuti di Stato, perché quella volta fai tu un'azione individuale. Principalmente gli aiuti sono stati quelli dell'utilizzo del suolo pubblico che il decreto governativo aveva concesso ai comuni la possibilità di portarli a zero, e quindi chi usa il suolo pubblico ovviamente. E poi c'è stata un'azione che ha fatto la nostra regione Friuli Venezia Giulia, che ha permesso ai comuni appunto di utilizzarla incrementando, mettendoci dei soldi anche loro, l'abbattimento per coloro i quali erano chiusi, l'abbattimento della spesa delle immondizie, per capirci, della raccolta differenziata. E quindi lì la regione aveva messo un piccolo importo e noi ne abbiamo aggiunti altrettanti e trasmesso questo alla società che gestisce la fatturazione, e per le aree che erano
coinvolte dal decreto in chiusura per l'anno scorso è stato abbattuto. Adesso stiamo studiando le cose per un pezzettino di quest'anno. Inoltre gli aiuti sono stati per le persone bisognose, e quindi le persone bisognose, c'erano i buoni alimentari e quindi noi abbiamo una commissione consigliare. I buoni alimentari sono stati fatti per 3 volte, adesso ne abbiamo in corso uno e manterremo, credo appena ultimato questo, ancora un passaggio per i buoni alimentari per gli ultimi mesi di aprile e maggio. Ecco, Sindaco, naturalmente l'attività normale, tra virgolette, va avanti, quindi magari qualche ritocco al piano regolatore state pensando di fare, no? Come pure anche investimenti, diciamo, nei lavori pubblici e nei lavori in genere, no? Perché Venzone è una cittadina sempre linda e attenta a queste cose. Allora, diciamo che questo periodo anche di pandemia ci ha permesso di fare alcune operazioni anche con le società che gestiscono i servizi a Venzone, gas, corrente, quindi sono state fatte un po' di operazioni, quindi sono state aperte un po' di strade, soprattutto nella parte gas, che abbiamo fatto delle manutenzioni straordinarie che ci permettevano l'assenza del movimento che Venzone sempre ha permesso questa cosa qui. E questo è stato un intervento che non saremmo riusciti a fare, e sono una serie di interventi che non saremmo riusciti a fare se non ci fosse, abbiamo colto il momento della pandemia. E poi ci sono una serie di... lei mi chiedeva sul piano regolatore. Allora, sul piano regolatore abbiamo fatto un incarico, ci sta seguendo un professionista e ha iniziato questa operazione partendo dallo strumento informatico che gestisce il piano, no? E quindi la prima operazione che abbiamo fatto, che mi sembra sia conclusa, è stata quella di adeguare il nostro piano regolatore per renderlo poi fruibile informaticamente, quindi direttamente lei potrebbe fare come già si sta facendo, ma attraverso il PC, con tutti i vincoli che Venzone ha. Venzone ha tanti vincoli, gasdotti, ferrovie, frane, insomma, come tanti comuni. Venzone 1 è stretto, è lungo e ha un bel po' di vincoli. Quindi abbiamo fatto questa prima operazione. Adesso faremo degli incontri con professionisti e la popolazione per fare alcune revisioni al piano regolatore che cercano di proiettare un po' le necessità fra qualche anno, soprattutto anche a supporto di quale economia che Venzone può avere, no? E Venzone sul piano regolatore ha 2 attenzioni che bisogna avere, una che riguarda appunto gli aspetti economici, uno che riguarda gli aspetti sociali e poi un terzo aspetto un po' a latere, ma che si mischia con questi 2 aspetti è la viabilità, diciamo così. Allora, devo chiedere proprio se avete qualche miglioria da fare, perché è un punto nevralgico, specialmente nel grande curvone lì, no? La gente anche corre, anche la vigilanza mi pare che è un bel da fare, no? Sì, allora poi magari entriamo nel merito, se parleremo dopo UTI, anche di quegli aspetti che riguardano le parti convenzionate di cui la vigilanza. Noi abbiamo uno dei principali problemi, noi abbiamo chiuso adesso il traffico tutte le domeniche per tutta l'estate, tutto maggio fino a ottobre e tutte le festività, no? Adesso ci sono anche un po' di sabati che viene chiuso, no? Questo per facilitare alcune aree sono state utilizzate proprio per il turista, per cose di questo tipo, però noi abbiamo una carenza che è un po' che viene forse anche dal piano regolatore vecchio e dal dopo terremoto. Noi ci siamo occupati molto di alcune parti della ricostruzione, siamo in carenza di parcheggi. Perché la quantità di turisti, noi avremmo bisogno di 600-700 parcheggi, noi adesso ne abbiamo un po' meno la metà, ma insomma. E quindi un'operazione sarà proprio quello di individuare le aree, ne abbiamo già individuate,
e stiamo già proseguendo. Difatti sta ultimando un primo parcheggio che avevamo finanziato, stanno ultimando i lavori, sono 27-28 posti, ma lei capisce che 28 posti a Venzone fa la differenza, insomma. No? Sì, perché quando arrivano i turisti lì è un problema. È sempre un problema. E quindi l'operazione duplice tra i lavori pubblici, diciamo così, e la pianificazione è proprio quello di individuare delle aree che sono aree a un po' grandi numeri, proprio dove diceva lei, sul Curvone, su queste cose qui, perché vicini alla ferrovia. Noi abbiamo la stazione ferroviaria vicinissima al Curvone, no? Quindi alla parte esterna, e quindi lì l'interesse dei grandi numeri. E poi abbiamo anche nelle frazioni la necessità di generare delle piccole aree, anche di soli 7, 8, 10 posti, che aiutano a contenere le auto che altrimenti sono sulla strada. Poi prego. Parlava del dopo UTI, no? Come siete inseriti voi? Siete nella comunità oppure? Sì, allora noi a Gemona dopo l'UTI abbiamo fatto una scelta un po' con tutti i sindaci, insomma, della nuova organizzazione, la nuova comunità di fatto che ritorna come geograficamente la vecchia comunità montana, quindi con l'ingresso di Gemona, abbiamo fatto una scelta di, diciamo così, rallentare come UTI tutta una serie di servizi condivisi, perché l'UTI non aveva la forza, l'organizzazione, ma anche le risorse umane. Adesso c'è un po' carenza di professionalità nelle pubbliche amministrazioni, so che stanno cercando di fare concorsi, e quindi abbiamo mantenuto i lavori pubblici in convenzione con la nuova comunità e l'edilizia pubblica e privata, mentre le altre funzioni le abbiamo gestite in collaborazione tra comuni. Ecco, avete già fatto una scelta organizzativa ben chiara. Sì, questo per dare all'UTI la possibilità, alla nuova UTI, alla nuova comunità, per dare la possibilità di organizzarsi e dare al meglio i servizi, no? Ecco. E nello stesso tempo obbligare i comuni, che a questo punto scelgono con autonomia, la possibilità di organizzarsi con i servizi funzionali al cittadino. Ecco, per noi, per Venzone, abbiamo fatto tutte queste cose qui. Per Venzone resta ancora una spina, l'aspetto della vigilanza, perché è stata costituita col Comune di Gemona una parte di vigilanza, però l'assenza del numero di vigili che servirebbero, l'assenza di personale, permette una vigilanza che non ce la fa a presidiare il territorio, e quindi in realtà Venzone quello che avrebbe bisogno di avere il vigile sulla strada, cosa che non possono garantire. Stiamo cercando una soluzione a questa problematica. Bene, caro Sindaco, la chiacchierata è stata bella, proficua, mi è piaciuta. Lei ha dato un scandaglio, diciamo così, perfetto della cittadina di Venzone. Naturalmente la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi. Soprattutto tanti auguri a lei, alla sua amministrazione e a tutti i cittadini di Venzone che sono nel cuore di tutto Friuli. Grazie a voi. Bene, mandi. Arrivederci, mandi. Questa trasmissione è stata offerta da ABC Costruzioni.